Abbiamo appreso con piacere della decisione del Consiglio di Stato di accogliere l'appello alla sentenza del TAR che aveva annullato il piano faunistico regionale. Lo apprendo con piacere perché quel piano faunistico è stato frutto di un lavoro lunghissimo, un lavoro iniziato in realtà ben prima che io assumessi la delega alla caccia. È un lavoro però che ha consentito a questa regione di avere uno strumento programmatorio in materia faunistica venatoria dopo decenni di attesa. La legge di riferimento nazionale, la 157 del 92, imponeva alle regioni di attuare una pianificazione faunistica e solo a più di 20 anni di distanza questa regione si è dotata dello strumento. Avevamo timore che alcune questioni sollevate potessero essere accolte dal Consiglio di Stato, sollevate mi riferisco ovviamente dal TAR, e confermate, ed invece evidentemente la nostra linea difensiva è stata premiata e soprattutto le nostre argomentazioni tecniche e di merito sono state ritenute meritevoli di attenzione. A questo punto si chiude, per quanto riguarda il tema della pianificazione faunistica, un lungo iter e un percorso anche difficile. Ora, come sempre abbiamo detto, quel piano potrà subire dei necessari aggiustamenti e delle revisioni dinamiche come tutta la pianificazione, ma l'impianto complessivo è fatto salvo. Questo, unitamente agli interventi normativi che recentemente abbiamo adottato e approvato in Consiglio regionale, chiudono quasi completamente il dossier caccia, che manca solo di alcuni aspetti per essere definitivamente archiviato in questa legislatura.